Buon pomeriggio e buona domenica dal telegiornale di Tele4. Analisi più approfondite su un numero maggiore di reperti, di vecchi reperti avrebbero portato delle novità sul DNA di una bomber, all'isolamento appunto del DNA di una bomber. Queste le notizie di alcuni quotidiani oggi in edicola, ma la difesa degli indagati non è stata informata e nutre forti dubbi su questo nuovo sviluppo della vicenda. Vediamo il servizio. Il DNA di una bomber sarebbe emerso analizzando vecchi reperti grazie a nuove tecniche investigative. È la notizia diffusa stamani da alcuni quotidiani locali, che però non trova riscontro dagli ambienti della Procura di Trieste, se non per quanto riguarda le analisi più precise alla luce degli strumenti di ultima generazione su un numero consistente di reperti relativi agli attentati compiuti dal misterioso bombarolo del Nord-Est dal 94 al 96 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. Al momento dunque non ci sarebbero novità di rilievo, anche perché un DNA era già stato estratto in passato, come ci ha confermato lo storico difensore dell'ingegnere Elvo Zornitta, per anni principale sospettato e poi scagionato, ma rientrato tra gli indagati di questo filone bis dell'inchiesta. L'avvocato Maurizio Paniz è a dir poco perplesso sulle notizie diffuse oggi. Primo, è inconcepibile che una notizia di questo genere, se corrispondente a verità, venga fuori senza che la difesa del principale indagato sia mai stata informata. Io non ho mai ricevuto nessuna notizia, né dal GIP, né dalla Procura della Repubblica, né dagli inquirenti, né dai consulenti d'ufficio, né dai consulenti di parte di un risultato di questo genere. Sono felicissimo che venga fatto qualsiasi approfondimento che consenta di individuare, se possibile, l'autore o gli autori di questi attentati accaduti tra i 30 e i 20 anni fa. Però, terza considerazione, nutro dubbi, per non dire la certezza del contrario, che i reperti siano stati conservati in maniera tale da garantire che non vi siano state manipolazioni. L'inchiesta su una bomber è stata riaperta 2 anni fa in seguito a quanto rilevato dal giornalista Marco Maisano e a 2 delle vittime che hanno chiesto e ottenuto di riesaminare alcuni reperti. Nel fascicolo figurano i nomi di 32 persone, delle quali una è deceduta, molte delle quali hanno già consentito al prelievo del DNA. Nel marzo scorso i periti Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine un lavoro definito corposo. Allora, ancora la cronaca. Nel corso del fine settimana, in orario notturno, i carabinieri della compagnia di Aurisina hanno svolto servizi di controllo del territorio per il contrasto all'abuso di alcol nelle località costiere della zona, nell'ottica di una maggiore sicurezza stradale. Con l'impiego dei militari delle stazioni di Duino e Miramare, coadiuvati dall'aliquota radiomobile, sono stati effettuati numerosi controlli ad utenti della strada per accertare appunto l'eventuale abuso di alcolici. Quindi queste le notizie. Sono state ritirate 7 patenti ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida di autovetture con tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per 5 persone è scattata la denuncia, mentre altri 2 sono stati sanzionati. Si tratta di 3 giovani di Trieste, 3 provenienti dalla provincia di Udine e un 26enne della provincia di Gorizia. A tutti è stata ritirata la patente di guida, mentre l'auto su cui viaggiavano sono state affidate a terze persone idonee alla guida. Nello specifico, le verifiche sono state supportate mediante l'uso di precursori etilici e dell'etilometro, come abbiamo visto nell'immagine poco fa, in dotazione agli equipaggi, che ha riscontrato tassi alcolemici in alcuni casi notevolmente sopra il consentito. I controlli hanno lo scopo di garantire una maggiore sicurezza, fanno sapere i carabinieri, sui tratti più sensibili della rete stradale. C'è stato anche un incidente nel corso della serata di ieri, attorno alle 20:45, all'incrocio tra le vie Ginnastica e Rossetti, tra un'auto e uno scooter
essere probabilmente dovuto a una mancata precedenza. Una giovane scooterista ventenne è stata condotta in codice giallo all'ospedale di Catinara. Sul posto il personale medico del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. Il traffico non ha subito difficoltà per questo sinistro. E ora ci colleghiamo proprio con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città in questa domenica di maggio, in questa domenica 19 maggio. Allora abbiamo al telefono l'ispettore capo Luisa Mastracchio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori, salve. Salve, allora che cosa ci può raccontare della situazione, se ci sono poi anche segnalazioni per la giornata di oggi? Ma guardi, qualche segnalazione c'è, adesso ne parlerò. Posso dire che per la mattinata si è conclusa quella Cori Trieste, quella manifestazione Family Cori Trieste 2024 all'interno del Porto Vecchio, che insomma che ha impegnato anche alcune nostre pattuglie. Certo. Poi le posso dire che attualmente il traffico è abbastanza scarso, non ci sono problemi particolari, anche stamattina non si sono verificati incidenti di particolare entità. E per il pomeriggio sera, diciamo tardo pomeriggio, ricordo tra le 19 e le 20 in via Paduina una commemorazione durante la quale appunto ci sarà presenza di pedoni verosimilmente all'esterno dei locali, e quindi presenza di pedoni. E poi ancora in occasione della Pentecoste tra le 20 e le 21:30 una messa sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio. Quindi queste sono le due manifestazioni previste per la giornata di oggi. Bene. E altre cose non avrei da dirle, le restituirei la linea e la saluto. Benissimo, grazie. Allora delle informazioni e buona giornata e buon lavoro, buona domenica naturalmente sia a lei che ai suoi colleghi. Noi proseguiamo con purtroppo le note dolenti dallo sport e dal calcio. Per quanto riguarda la Triestina possiamo vedere gli highlights, l'illusione di Malomo, 2 gol presi con altrettanti palloni persi in uscita, poi una partita in cui la Triestina ci ha provato effettivamente colpendo anche 2 pali a doppiare quelli dell'andata, rischiando inevitabilmente qualcosa sulle ripartenze dei padroni di casa. Ai quarti di finale ci va il Benevento ed è un esito che i giallorossi si sono guadagnati con la qualità dei loro interpreti, mentre l'Unione chiude qui la stagione dopo 180 minuti tutt'altro che negativi, e questo lascia forse ancora più l'amaro in bocca, anche se non sono bastati. Bordin se la vuole giocare con gli stessi che hanno iniziato la gara d'andata, a parte ovviamente Agostino, infortunato e sostituito da Matosevic. Parte benissimo l'Unione, in vantaggio dopo 3 minuti, punizione di Correia, assist di Minesso e Malomo, di testa da 0-1, al sesto bel contropiede Petrasso D'Urso, assist del canadese sinistro di Minesso deviato da un difensore, ma il nono Vallocchia gestisce malissimo un pallone al limite dell'area. E Ciciretti pesca un gran mancino che non lascia scampo appunto a Matosevic. Al 16° ancora male gli allabardati nell'uscita, Perlingeri conquista palla e trova l'angolo per il 2-1, piove sul bagnato in casa triestina, ma l'uomo si fa male, deve essere sostituito da Moretti. Doppia occasione allabardata al 24°, ma D'Urso e Minesso, entrambi serviti da Correia, impegnano meno del dovuto Paleari. Nel finale para Matosevic su un tentativo da posizione angolatissima di Ciciretti, quindi ancora si va avanti, l'Unione appunto conclude la partita purtroppo con il 2-1 per il Benevento che passa il turno, quindi svanisce il sogno della Serie B per l'Unione, per la Triestina. Ci spostiamo ora a Gorizia perché dal giardino Viatori al Park Borov Godicek c'è una nuova iniziativa che è stata inaugurata ieri. Gorizia e Nova Gorizia hanno inaugurato la Via delle Api senza confini. Vediamo.
Dal Giardino Viatori al Park Borov Godicek, dal Viale 20 Settembre alla Castagnevizza, un percorso a zig-zag tra archi, viali alberati, giardini, aiuole e fioriere, ma anche semplici vasi fioriti sui davanzali. È nata la Via delle Api senza confini, distesa fra Gorizia e Nova Gorizia. L'inaugurazione rientra nel più ampio progetto Go Bees, nato dalla collaborazione fra i comuni delle due Gorizie e altri enti e associazioni per promuovere un forte messaggio di tutela delle api e salvaguardia dell'ambiente. Anche i cittadini potranno fare la loro parte per contribuire all'arricchimento della Via delle Api, mettendo a dimora nei propri giardini e terrazzi le piante che favoriscono la presenza del prezioso insetto. Ma il programma non si esaurisce qui. Fino a domenica 26 maggio potranno essere gustati i piatti dell'Alveare in oltre 30 ristoranti e pubblici esercizi di Gorizia e Nova Gorizia, grazie alla collaborazione fra esercenti e ristoratori. L'amministrazione comunale goriziana sottolinea in una nota come la Via delle Api senza confini rispetti più della metà dei requisiti dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 paesi dell'ONU. E passiamo agli spettacoli. La star internazionale del musical Bradley Jaden ha incantato ieri sera il pubblico del Rossetti con uno spettacolo in cui ha presentato una selezione non scontata del suo repertorio. Vediamo e sentiamo la recensione di Umberto Bosazzi. La grandezza di un artista si misura anche dal repertorio che egli sceglie per uno spettacolo. Ieri sera Bradley Jaden ha debuttato al Rossetti, chiudendo la stagione del Teatro Stabile, con il suo recital che porterà fra l'altro a New York, Londra e Budapest, ed ha scelto anche brani poco noti al pubblico italiano. Avrebbe potuto puntare sul sicuro, riproponendo melodie conosciute per strappare gli applausi più facili. Invece, eseguendo canzoni tratte da spettacoli quali The Bridges of Madison County o persino Wicked, ha conquistato il pubblico nel momento stesso in cui faceva scoprire, adesso, piccole gemme. Poi, certo, The Phantom of the Opera, Guys and Dolls, Les Miserables, che lo riporterà a Trieste il prossimo novembre, fanno il resto, ma paradossalmente la strada è già spianata. E la versione jazz di On the Street Where You Live da My Fair Lady è da brividi. Così come le guest star Lucy Jones e Luca Gaudiano, cui lo stesso Jaden ha consegnato il premio Massimini al termine di un'eccezionale rendition di The Music of the Night. Pubblico alla fine comprensibilmente e doverosamente entusiasta. E concludiamo con la pagina del Tempo, questa edizione meridiana del nostro telegiornale. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale con la situazione generale in questa domenica 19 maggio. Sulla regione fino a lunedì sera non avremo perturbazioni significative. Martedì una depressione atlantica entrando nel Mediterraneo farà fluire aria molto umida e instabile da sud. A metà settimana permarrà instabilità in un contesto di tempo incerto. Quindi vediamo oggi domenica 19 maggio l'aggiornamento: cielo da poco nuvoloso a variabile con la possibilità in giornata di qualche locale rovescio, più probabile sulla pedemontana e sulle zone orientali della nostra regione. Mentre domani lunedì 20 maggio vediamo che sono previsti ancora condizioni di cielo variabile, possibile qualche locale rovescio temporale nel pomeriggio sera, mentre ancora invece un drastico cambiamento lo vediamo nella grafica della giornata di martedì 21 maggio, cielo coperto con piogge anche temporalesche, più continue e intense sulle zone occidentali, probabilmente molto intense sulle prealpi carniche. Sulle zone orientali le piogge, seppur abbondanti, saranno meno continue, specie a sud-est, vento di scirocco moderato sulla costa, quindi con tutti i problemi che poi può portare questo vento. L'abbiamo visto anche in vari episodi in passato. Allora il nostro telegiornale meridiano si conclude qui, appuntamento alle 19:30 questa sera, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.